Nell'unità operativa ENAIP di Via del Lavoro 23 ad Isola della Scala si è svolta la chiusura dell'anno formativo 2016-2017 con la presentazione a personalità, imprenditori e genitori Dire, fare, lavorare, prepariamoci al futuro. ENAIP Veneto è presente nel Veronese anche con il centro, con l'unità operativa di Isola della Scala, dove rivolgiamo le nostre proposte sia ai giovani, con la formazione iniziale, con il triennio di formazione iniziale, con un quarto anno finalizzato all'acquisizione del diploma, e anche al target degli adulti e delle imprese, con le quali lavoriamo ormai da tempo, avendo un osservatorio privilegiato grazie ai tirocini che facciamo sia nell'area giovani che negli adulti, ma per gli adulti e per le imprese lavoriamo principalmente con attività a catalogo, quindi in libero mercato, finalizzate al rafforzamento, alla riqualificazione, all'acquisizione di abilitazioni. Abbiamo 3 settori: il settore meccanico, il settore elettronico e il settore della ristorazione. Il settore della ristorazione abbiamo anche il quarto anno del diploma professionale fatto col sistema duale, e questa mattina abbiamo presenti anche 2 ragazzi proprio del quarto anno. Tutti e 2 hanno ottenuto il contratto di apprendistato perché con il quarto anno in duale ci sono 500 ore in azienda e 500 ore fatte presso il centro di formazione. ENAIP ha principi di inclusione, ospita tra le file dei suoi alunni persone che magari possono avere qualche modesta disabilità o difficoltà, e in modo esemplare riesce a valorizzare al meglio tutte le potenzialità dei nostri giovani. Prendendo proprio spunto la parola formazione, formarsi, prendere una forma nella società è molto importante per i ragazzi di oggi, prendere appunto uno spazio e crearsi un futuro.